Ciao a tutti e ben ritrovati nel mio canale. Io sono Gabriella, per chi non mi conosce ancora. Oggi siamo in cucina. Oggi vi condivido un pasto che trovo veramente buono. Trovo che sia un pasto gustoso, bello anche da vedere, a base di proteine, di carboidrati, ma pochi, sali minerali, vitamine, vediamo. Qui c'è questa buonissima frittata, come si vede è abbastanza alta, vedete? È buonissima. E si vedono questi pezzettoni di ricotta. Adesso la scuoto così la giro dall'altro lato. Vedete com'è bella dorata? Ed eccola pronta. La tagliamo. Adesso vi faccio vedere l'altezza, è venuta abbastanza lievitata. Vedete un po'? Guardate qui, si vedono i pezzettoni di ricotta. Poi taglio delle fettine di pane, le vado a tostare un pochettino. Quindi ho deciso di preparare questa insalatina. Ho tagliato a rondelline questo cetriolo. Questo è un cetriolo tortarello. In merito al cetriolo dobbiamo ricordarci che è ricco di sali minerali e vitamine tra cui la vitamina C, la vitamina K e come sali minerali il potassio. Il potassio è un potente depurativo e diuretico, quindi abbassa la pressione, contrasta la cellulite, contiene una sostanza speciale, l'acido tartarico. Questa sostanza fa sì che quando mangiamo in un pasto, nello stesso pasto, tanti carboidrati, una parte di questi evita di convertirli in sostanze di deposito di grasso, anzi fa sì che li smaltisce, quindi anche questo è ottimo. Contiene steroli, una sostanza che contribuisce a mantenere basso il colesterolo alto, mantiene bassi i livelli di glicemia e ancora, cosa importante, contrasta i parassiti intestinali, quindi un ottimo antidoto naturale. Non è consigliabile a chi soffre di colon irritabile o cattiva digestione. Per il resto introduciamolo nella dieta quotidiana. Spero non essermi dilungata troppo, a me piace parlare degli alimenti. Adesso vediamo quello che ho preparato. Ho tolto la parte esterna, anche se a volte quando io lo trovo molto tenero la lascio. Poi ho fatto a fettine questo pomodoro, io preferisco il pomodoro rosso, questo qui, questo tipo di pomodoro, ancora non molto maturo, quello per fare la salsa, per intenderci. Ricordiamoci, il pomodoro è pure ricco di vitamine, sali minerali, vitamine come la C, la K, i sali minerali come il potassio e quindi facciamo riferimento a ciò che ho detto prima. Inoltre ha una sostanza eccellente, il licopene, un potente antiossidante per cui contrasta l'invecchiamento cellulare, è un ottimo antinfiammatorio, protegge la vista. Quindi prendiamo pomodoro, ho lavato questa lattughina, ora farò una piccola insalatina, metto questi capperini, poi prendo questa insalatina, la spezzetto sempre così, perché le lame alle verdure non fanno bene. Faccio questo letto di lattughina, dopo comincio a mettere queste rondelline. E ora vado a condire, metto il sale, questo buon sale, preferisco quello delle nostre parti. L'origano per me è essenziale e io abbondo perché mi piace tantissimo. Qualche goccia di aceto balsamico e proprio un filo di olio, così, non di più.
la vado a girare. Qui ho preparato il piatto, ho messo la frittata di ricotta, il pane che ho tostato un po' e aggiungerò l'insalata e questo è il pasto del pranzo. Ho fatto le monoporzioni per singolo commensale. Se dovesse esserci ancora fame, un altro triangolino di frittata, soprattutto se non è un pasto serale, penso che si può aggiungere. Vedremo, può anche darsi che io aggiungerò un altro pezzetto, ma dovrebbe andare bene anche perché l'insalata pure sazia. Adesso è arrivato il momento dei saluti. Ciao a tutti quanti, vi ricordo che ci vediamo tutte le settimane con un nuovo video. Aiuta a crescere il canale iscrivendoti, così puoi vedere tutti gli altri video. Metti un like se il video ti è piaciuto, lascia un commento per dire qualcosa in merito alla cucina, alla ricetta. Ciao, a presto!